politica. Se è vero che mangiate come me pane e politica, dovete parlare di politica, di buona politica, ma soprattutto nei vari talk show, nelle varie trasmissioni televisive, ragazzi miei, ci sono degli argomenti di cui discutere quest'oggi. Naturalmente un grande ciao a chi ci ascolta sul canale 252 del televisore, ci ascolta e ci può anche vedere, guardare ma non toccare, anche sul sito radiolibertà.net. Siamo in video, mentre siamo solo in audio, ma che audio, sulla banda DAB della vostra radiolina. Se avete acquistato recentemente negli ultimi anni una radio, controllate, perché oltre all'FM c'è anche la banda DAB, anche nelle autoradio. E schiacciando DAB siamo tutti in ordine alfabetico, cercate Radio Libertà, prima o poi saltiamo fuori e il nostro segnale lo sentite dappertutto, veramente, da Milano fino a Palermo senza disturbi. È la qualità digitale della Radio DAB. Naturalmente ciao a chi ha scaricato l'applicazione e ci ascolta e ci può anche vedere dall'applicazione sul cellulare, e buongiorno anche a chi ci sbircia su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier. Sammy Varin è anche in diretta. Oggi sono molto morbidoso con questo camicione di velluto. Ah vabbè, non ne devo parlare, dopo mi dicono ma Sammy stai facendo pubblicità al camicione. Un camicione da pecoraio, normalissimo, non capisco. Dicevo, già le polemiche quest'oggi, ancora prima di aprire i quotidiani, ve lo dico, ci sarà una polemica. La polemica, ve l'anticipo, sì, dai, la dico subito, sulla bambina ritrovata in mare, che ha fatto scalpore, che ha fatto impressione, ha impressionato anche un razzista, sì, ma in senso buono, come il sottoscritto Sammy Varin, e immagino molti di voi. Una bambina trovata da sola in mezzo al mare. E proprio, augurando il buongiorno al nostro regista che ci tiene compagnia quest'oggi, grazie per essere con noi, subito vi faccio vedere Avvenire, il quotidiano Avvenire di quest'oggi. Senza tetto né asilo, il titolone principale, e si parla dell'organismo della Chiesa italiana che critica il piano europeo che restringe i limiti della protezione umanitaria. Migrantes dice nuovi muri e diritto a rischio, la Germania al bivio, tenere o cacciare i profughi, si parla di siriani ma non soltanto, il rientro a Damasco, niente controlli, sorrisi e barbe curate, benvenuti nella nuova Siria. Oh, e questi sono tagliagole gentili, davvero. Ti fanno quasi venir voglia di andare in vacanza in Siria, mamma mia. Ma non è questa la notizia principale, scendi più in basso ed eccola qua. Bimba sbarca da sola, 44 morti nel naufragio. Una bambina di 10-11 anni in salvo con 2 camere d'aria. Non scherziamo, ha fatto impressione oppure no questa notizia? Io ho subito detto ieri, oggi il titolo sarà Miracolo di Natale, e più o meno ci siamo. Non può non fare impressione una notizia del genere. E chiaro, noi che facciamo giornalismo da tanti anni, e noi che, dicevo prima, mangiamo pane e politica molte volte, gozzandoci, anche esagerando, capito? E io sono ingrassato negli ultimi anni da quando lavoro qui, parecchio, e non dico che non ci crediamo, non lo dico. Non sappiate, non dico che non ci crediamo alla notizia di questa bambina trovata sulle camere d'aria in mezzo al mare. Però vi dico la verità, sui quotidiani oggi c'è divisione tra quotidiani di centrosinistra o riformisti o quel che volete, e quotidiani di centrodestra. Addirittura ci sono quotidiani, e lo cito, uno è il quotidiano La Verità, l'altro è il quotidiano Libero, al terzo posto il Giornale, che mettono la notizia di questa bambina ritrovata in mezzo al mare sulle camere d'aria a pagina in fondo, praticamente, quasi fosse una non notizia, addirittura nelle lettere, praticamente, negli editoriali a pagina 13, e
ci sono giornali che addirittura non la mettono, non la citano questa notizia, come se il ritrovamento di questa bambina sia una non notizia. E qui certamente non vogliamo speculare sulla pelle di chi scappa dalla guerra, e qui ci sono stati dei morti a quanto pare, da quello che dicono le ONG, e soprattutto questa bambina. Vi dico la verità, personalmente il primo pensiero che mi è venuto: guarda, se potessi io l'adotterei subito questa bambina, ve lo dico col cuore in mano, mi è venuto subito questo pensiero. Non è una cosa architettata ad hoc, l'ho detta proprio così. C'era il punto interrogativo oppure no? Non lo so. Ehm, però però, ecco, questo è il primo argomento che vi metto sul tavolo. Forse c'è qualche nuovo ascoltatore e dice: "Vabbè, sul tavolo che ci fa 'sto argomento?" Va discusso, va commentato, perché la rassegna stampa del sottoscritto, ve lo dicevo, non è una rassegna stampa, è un qualcosa di strano e che però deve assolutamente avere la vostra presenza. Primo, mi dovete ascoltare, secondo, mi dovete cagare, perché se io parlo e non mi sentite, non capite, capito? Terzo, dovete scrivermi, certo, scrivetemi non una lettera come fa ancora qualcuno con la macchina da scrivere, e lo ringrazio, ma scrivete un WhatsApp al 340 67 09 659 340 67 09 659. Perché? Perché io tra poco comincio a leggere i vostri messaggi, i vostri commenti, e siete voi i miei editorialisti preferiti, da sempre. Da quando ho cominciato a fare radio alla fine degli anni 70, ero un bambino, un poppante, e cominciavo a fare le telefonate in diretta con la ventosa attaccata al telefono, sentendo i miei compagni di scuola che mi facevano i saluti e le dediche, capito? Questo è il primo argomento importantissimo. Parte dal quotidiano Avvenire, perché io di solito comincio da lì, ma poi prosegue su gran parte dei quotidiani di centro-sinistra. Quella bambina sperduta e ritrovata di appena 11 anni che è approdata a Lampedusa, e dal racconto sembra che sia arrivata da sola a Lampedusa, ma non è così. Al culmine dell'ennesima sciagura, ora sta bene. Ha detto di chiamarsi Jasmine, qualcuno la chiama Maria, si chiama Jasmine. Ha ricevuto sorrisi e carezze come bagaglio necessario di conforto, una tuta per scaldarsi, un album per colorare e un mare di affetto, diverso dalle acque spaventose su cui ha rischiato la vita. La bimba è la superstite del naufragio di una barca in metallo ed è originaria della Sierra Leone. Così il quotidiano Avvenire, che si preoccupa anche di Stellantis, che prepara la svolta, un piano per stabilimento, il manager imparato anticipa i progetti, Mirafiori tornerà centrale. A me sembra tutta fuffa, però speriamo assolutamente che non lo sia. E vi giro subito la prima pagina del quotidiano L'Unità, perché a proposito di questa polemica sulla povera bambina, davvero povera, ritrovata in mezzo al mare da sola, L'Unità ci va giù pesantissima ed è giusto citarla. Guardate il titolo del quotidiano L'Unità. Un'altra strage di profughi, si salva solo una bambina. Gli assassini sono a Roma, ma in prigione vanno i naufraghi. A 11 anni l'hanno trovata a poche miglia da Lampedusa, aggrappata ad una camera d'aria, unica sopravvissuta di 45 persone. Naturalmente chi ci guarda in radiovisione c'è anche la foto di questa bambina, ora vedremo se spunterà anche un filmato. Bambina che nella foto, perdonatemi se mi permetto, non sembra una bambina, sembra molto più grande di quello che è, però non toglie nulla alla tragedia che l'ha colpita e alla felicità certamente di averla ritrovata in vita. È l'argomento che vorrei sviluppare con voi quest'oggi, cari ascoltatori che mi avete acceso in questo momento, per cui vorrei che mi diceste la vostra sensazione, la sensazione che avete avuto quando avete sentito o visto questa notizia. 340 6709 659. Io l'ho chiamato il miracolo di Natale, per quel buono ancora che posso avere dentro verso questa strage quotidiana di profughi,
ci fa sentire in colpa questa immagine? È forse questo che vorrebbe portare avanti gran parte della stampa di sinistra di quest'oggi, non così la stampa di centrodestra, che quasi non ne parla, quasi questa fosse una non notizia. O se ne parla, dice, in poche parole, sì, ok, però bisogna fermare queste stragi. Non è che dobbiamo adesso aumentare ancora di più le ricerche, cioè, fermare le stragi, non devono più partire. Sì, ma come? E questa è la domanda che faccio io. Vi leggo Piero Sansonetti per farvi arrabbiare un po' di più o per farvi sentire un po' di più in colpa. La bambina gridava, chiedeva aiuto, aveva addosso un giubbotto salvagente ed era aggrappata a una camera d'aria gonfia, si teneva a galla. Non sappiamo da quanto tempo, sicuramente era lì da molte ore, forse da quasi 2 giorni quando l'hanno vista. Viene dalla Sierra Leone, 11 anni, piccola. Si era imbarcata in Tunisia, a Sfax, col fratello. Il fratello non c'è più, in fondo al mare, insieme agli altri che si erano imbarcati con loro. La bambina ha detto che erano 45, è rimasta solo lei. Dicono che non abbia neanche pianto. Dicono che abbia ringraziato i soccorritori che l'hanno accompagnata nell'isola di Lampedusa. Una volontaria della ONG Mediterranea Hope, Francesca Saccomandi, ha parlato qualche minuto con lei, le ha chiesto come stava, ha risposto che stava bene, che era solo stanca. Non ha chiuso occhio in quelle ore. Se si fosse addormentata avrebbe rischiato di essere travolta dalle onde. Noi non avremmo mai saputo di quel naufragio. Questa è un'altra delle cose che ci fa male, pensando che siamo a 2 passi dal Natale, quanti naufragi di cui non veniamo a sapere. La bambina è stata trovata a 10 miglia dalla costa di Lampedusa, non sappiamo dove sia avvenuto il naufragio, non molto lontano, al massimo 2 o 3 miglia, forse in acque italiane, sicuramente in Sara italiana. La bambina è stata salvata da una barca, chiedo scusa, siamo sul giornalone e appare ogni tanto la pubblicità, da una barca a vela piuttosto piccola, 13 metri, che si chiama Trotamar 3 e appartiene a questa ONG tedesca, la Compass Collective. Questo Piero Sansonetti, che poi prosegue a pagina 3 del quotidiano L'Unità, che come dicevo va giù pesantissimo su questa notizia. Prendiamo fiato solo un attimo ragazzi, prendiamo fiato, no, non vado da nessuna parte, però sono argomenti pesanti e allora vado un attimo, non ci sono passato prima, sui siti elettronici per vedere se ci sono notizie, il bello di essere in diretta, di essere una radio e che vi posso informare su tutto ciò che sta accadendo in tempo reale, oltre alla carta stampata che è ferma alla notte. Il quotidiano La Repubblica apre in questo momento con la Siria, la caccia ai fantasmi delle madri di Sednaia, troveremo i nostri figli, ma la notizia in primo piano, che poi quella che troviamo tra pochissimo in cartaceo, è l'intervista con il sindaco di Milano, Sala. Sa senza H finale, non cominciamo a scherzare. Il campo largo non si fa con una foto. Io, leader del centro, prima la squadra. L'intervista di Enrico Del Mercato che seguiremo tra pochissimo. Mentre il Corriere apre con un'altra intervista al vicepresidente della Commissione europea Séjourné che dice Bruxelles apre sull'auto, le multe nel 2025, addio a benzina e diesel ma senza penalizzare le aziende. Vi dico la verità, l'ho letta prima, sì, un'apertura proprio tra virgolette, a molte domande non risponde e dice che bisogna essere pragmatici. E allora che cazzo, se dici che sei pragmatico, ma facciamo a meno anche di farla questa intervista, però è sbandierata dal Corriere che fa uno scoop dietro l'altro. E dopo aver intervistato il nuovo capo della Siria, adesso il vice capo dell'Unione Europea, tutti a comprare il Corriere. Col cavolo, oggi non ne vale la pena, ma sono naturalmente pareri personali. Anche un'occhiata all'agenzia ANSA, che ansia, si sta occupando della crisi in Corea, l'ANSA, ed è una roba particolare. Dici, come mai? Ma perché? Come mai? Ma perché? Yon non cede, combatterò con il popolo fino all'ultimo minuto. Nuovo messaggio video del presidente, ma anche il suo partito si allinea con la richiesta di impeachment. Boh,
Vi dico come mai? Non si sa. E vabbè, WhatsApp signori, 340670969. Voglio navigare nei WhatsApp anche questa mattina e poi commenteremo le notizie di quest'oggi anche con i nostri parlamentari. Alle 8:45 abbiamo Giorgio Bergesio, alle 9 arriva, come vi dicevo, una nuova entrata, lo dico anche per Andrea, il nostro regista del giovedì, abbiamo la nuova entrata, l'Europarlamento. Qui Europarlamento praticamente è come fosse il Parlamento italiano, ma è Europarlamento. Quindi alle ore 9 chiameremo Isabella Tovaglieri, che chiaramente è una parlamentare della Lega in Europa e fa parte di questo gruppo Patrioti per l'Europa dove c'è la Lega, e con lei parleremo, perché no, proprio di cosa si muove sul settore auto. Più avanti, alle 11, avremo il Potere al Popolo, ci ritroviamo, altro collegamento con il Parlamento, questa volta di Roma, con la senatrice Stefania Pucciarelli, questo per riassumervi la situazione. Poi alle 11:30 dovremo avere il Focus Marche, ma ancora non è confermato. Il Corriere della Sera, e proprio il Corriere, vi dicevo, siamo sul cartaceo, scrive auto, l'Unione Europea apre sulle regole, che è un po' quello che Sammy Varin sta dicendo in questi giorni, e sembra che l'Unione Europea si stia aprendo, ma si stia aprendo in che senso? L'industria in calo da 21 mesi. Orsini, rilanciare gli investimenti. Ecco i settori che soffrono di più, ma soprattutto, vi dicevo, l'intervista con il vicepresidente dell'Unione Europea, Séjourné. Scadenze per la transizione verde, le aziende vanno tutelate. Da Bruxelles la promessa di aprire sul fronte auto. Il vicepresidente esecutivo europeo Séjourné, oggi in visita a Milano, garantisce che l'Unione Europea è pronta a lavorare sull'addio a benzina e diesel senza penalizzare le aziende. Séjourné ricorda anche che le imprese italiane sono un punto di riferimento, ma è allarme per l'industria. Da 21 mesi i dati sono in calo. Rilanciare gli investimenti, l'appello del leader di Confindustria, le aziende in crisi, la mappa di chi la soffre di più. Sul Corriere l'intervista con il neoministro Foti, il governo è autorevole ma ora acceleri sul PNRR. Il neoministro Tommaso Foti dice il governo è autorevole, gode di stabilità, ma dal prossimo anno bisogna accelerare sul PNRR. Presto chiederemo la settima rata e sui tesoretti teniamoli per il futuro. Ci segnala il Corriere all'interno le divisioni sul DDL sicurezza, Lega scontro con gli alleati, come al solito la mettono giù pesante, semplicemente la Lega ha fretta che questo DDL sicurezza venga approvato, basta perdere tempo sui gnignero, e potete immaginarvi di chi sto parlando. Di spalla Ernesto Galli della Loggia, il suo editoriale Il diritto, la storia, la guerra e i crimini di guerra. Ma naturalmente in centropagina abbiamo qui la notizia: Sicilia, le vittime sono 45, lei si è salvata aggrappata a 2 camere d'aria, quindi ora sono 2 le camere d'aria, e possiamo immaginare naturalmente realisticamente che queste camere d'aria saranno messe in qualche presepio proprio nelle prossime settimane. Il naufragio, la strage, Yasmin, 11 anni, sola in mezzo al mare. Era sola in mezzo alle onde del mare, unica sopravvissuta al naufragio di un barchino al largo di Lampedusa, 11 anni, della Sierra Leone, gridava forte a salvarla l'equipaggio del Verriero Trota Martré, di una ONG tedesca. Perché questa non è una storia di Natale, smentisce tutto Donato Carrisi. Chiaro che voglio un vostro commento al 340 6709 659. Che effetto vi ha fatto questa notizia? Perché non era mai successo che una bambina fosse ritrovata da sola su 2 camere d'aria in mezzo alle onde. Fa impressione. Chiaro che noi che siamo freddi calcolatori e devo dire anche un po' bastardi, qualcuno di noi pensa che sia una notizia montata ad hoc, a regola proprio, per fare fronte su chi ancora dice basta immigrati. La verità, come dice Sammy Varin, sta nel mezzo.
Cosa ne pensate voi? Scrivetemi 340 6709 659. Attenzione, perché tra 10 minuti dopo la pausa delle 8 io comincio a leggere i vostri WhatsApp, quindi i primi che arrivano meglio alloggiano. Sul Corriere c'è anche la brutta cronaca locale di Milano. Milano, mamma uccisa sulle strisce dal camion pirata. Uno stivaletto, un guanto di lana nero e grigio sulle strisce pedonali, poco più in là il corpo di Rocio, 34 anni, mamma di 2 gemellini, coperto da un telo. Milano al Portello, la donna attraversava con il verde insieme ai 2 figli di 1 anno e mezzo sistemati su un passeggino doppio e alla loro nonna. Loro sono salvi, ma la giovane madre e il camion, poi fuggito, non ha dato scampo. L'autista, un 24enne italiano, è stato rintracciato fuori città e arrestato. Naturalmente anche Calenzano, sta diminuendo l'attenzione su Calenzano su alcuni quotidiani, non su tutti, ve lo dico subito. C'è ad esempio QN che continua a parlarne con tante pagine. I 5 morti nel mirino dei PM, manutenzione e sicurezza, scrive il Corrierone, che si occupa anche di Teo Mammucari. Il caffè di Massimo Gramellini scrive uomini e belve, dicendo a Mammucari: oh Mammucari, sei scappato via e fate tutte ste scenate, ma tu sei sempre stato peggio di quella che ti intervistava, la Francesca Fagnani, che ti faceva domande un po' così. Che cavolo, adesso ti stracci le vesti. Anche a me sta roba è sembrata tutta una messa in scena, ma forse oggi sono un po' prevenuto. Penso che la vita sia una messa in scena e tutti noi siamo degli attori alla fin fine e viviamoci sta vita come ci pare, ma non c'è più da fidarsi di nessuno. E com'è sta cosa? Boh. Vi porto subito sul Corriere, cerchiamo di capire insieme, a pagina 3 c'è l'intervista sull'automobile al vicepresidente Séjourné, dice: l'apertura di Bruxelles sulle auto, siamo pronti a lavorare sull'addio a benzina e diesel senza penalizzare le aziende. Però questo non dice che rimandiamo tutto, sì, no, ne parliamo, no, assolutamente, dice ma sì, cerchiamo di non penalizzare le aziende, ma questo vuole essere pragmatico. Ho scelto l'Italia come mia prima missione fuori dal Belgio, poi andrò in Polonia, Francia e Germania. L'Italia è terza in Europa per la chimica ed è una delle principali potenze industriali, un esempio di capacità e abilità di esportazione. Stéphane Séjourné, 39 anni, francese, molto vicino al presidente Macron, è vicepresidente esecutivo della Commissione europea con la delega alla prosperità e alla strategia industriale. Oggi è a Milano e visiterà l'impianto chimico della Sinsco a Bollate con il ministro delle imprese Urso, il presidente della regione Fontana. Incontrerà anche Confindustria. Perché questa visita? Il tessuto industriale italiano è motivo di orgoglio per l'Europa, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un punto di riferimento per l'industrializzazione, bla 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 bla. Il settore auto in sofferenza, cosa intendete fare? L'industria dell'auto ha gli stessi problemi del resto dell'industria europea, che soffre poi per i prezzi dell'energia troppo alti, per la sovraccapacità produttiva esterna, in particolare cinese, che si riscontra in molti settori come l'acciaio e l'alluminio, e per la concorrenza sleale sul mercato. Vogliamo fare tutto il possibile per abbassare i prezzi dell'energia e garantire la certezza del diritto con clausole di salvaguardia. Alcuni paesi, tra cui l'Italia, chiedono di anticipare al 2025 dal 2026 la revisione delle regole che mettono al bando il motore a scoppio dal 2035. Cosa risponde? Chiede il Corriere. Sentite qua: dobbiamo essere pragmatici. La presidente von der Leyen avrà un dialogo strategico con i produttori e l'intera filiera, compresi i subappaltatori, nelle prossime settimane per mettere sul tavolo le difficoltà legate alla transizione. Sono pronto a iniziare a lavorare sulla clausola di revisione nel 2025 in modo da essere pronti nel 2026, perché se iniziamo nel 2026 saremo pronti nel 2027, fai giochetti. Quindi iniziamo a esaminare i problemi come farà la presidente. Italia, Francia e Germania chiedono di eliminare le multe alle case automobilistiche. Cosa risponde? I target fissati non sono in discussione, ma la questione delle multe deve essere risolta in modo, fate il coro, pragmatico, per non penalizzare i produttori ai quali viene chiesto di fare molto. Io a questo punto prendo la carta
Ecco, la uso come pallina, la tiro al nostro regista e mi fermo per la pausa delle 8.
È particolare John Baptiste, lui ha rivisto completamente Beethoven in chiave jazz, e questa è la sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92, eseguita per la prima volta a Vienna l'8 dicembre, pensate, 1813. Elegy, questa è l'elegia della settima sinfonia da parte di John Baptiste, da Beethoven Blues, si chiama così il suo nuovo album. Lui è pluripremiato musicista della Louisiana, fa dialogare i capolavori del compositore tedesco con il blues, l'hip hop, il jazz, l'Africa, il soul. Non solo musica classica, quindi, ma un qualcosa di più che vi invito a scoprire cercando John con la J Batiste su YouTube. Semplicemente una ricerca facilissima che potete fare a 20 anni e a 90 anni. John Batiste, un'ottima colonna sonora, in questo caso per la nostra rassegna stampa e per i vostri WhatsApp, certo. Chi mi sta scrivendo, chi si sveglia presto, chi vuole un Sammy Varin ogni mattina per pucciare il biscotto nel caffè latte, e poi ci sono anche verso l'ora di pranzo. 340 6709 659. Mi state veramente surclassando. Io poi scherzo, dico ma scrivete, Dio, poi mi scrivono in 150. Io ho sentito in TV che il papà sta per partire dalla Tunisia, mi sono chiesta come un padre possa far imbarcare sua figlia da sola. Così ci scrive qualcuno. Io non voglio pensare che sia vera questa notizia. Se sui barconi arrivassero bambini, esiste qualcuno che non li aiuterebbe? Il problema è che arrivano energumeni, bambini sui barconi, chi li mette? Si chiede Walter. Caro Walter, purtroppo in tantissimi mettono il bambino sul barcone, anche perché quelli non li rimandano più indietro al 100%. Ma in Sierra Leone sono di pelle bianca? Si chiede Erminio. Non ha 11 anni a vederla in foto, nessun senso di colpa, grazie Sammy, ci scrive Riccardo. Sto mettendo sul tavolo una notizia di quella bambina che è stata ritrovata da sola in mezzo al mare sui 2 copertoni, e sto cercando di capire se questa notizia ha fatto scalpore in voi oppure no. A me personalmente ha fatto impressione, poi ci ho pensato un attimo e visto quello che sta accadendo, potrebbe essere un qualcosa non certo di inventato, ma di messo lì appositamente. E pare che anche giornalisticamente, ve lo dico subito se state per uscire a comprare qualche quotidiano, Repubblica, il Corriere, La Stampa, ci fanno un fracco di paginoni. Altri quotidiani, come ad esempio il quotidiano La Verità, non la cita neppure. Sembra una non notizia. E questa è una notizia, ok? Vi ho tirato fuori la notizia del giorno, che questa potrebbe essere una non notizia. Ditemi se sto sparando cazzate, per favore, perché chiaramente ci sono dei limiti. Quando si trova una bambina in mezzo al mare, la prima sensazione, ve lo dico, io l'ho avuta, io questa la adotterei subito. Tabata e Elia non so cosa diranno, però io me la porto a casa. Adesso mi dicono che sta già arrivando il papà, che mi era scappata via un attimo, non lo so cosa dirà. Sensazione, è tutta una Matrix, sono anni che ci prendono per il culo, attori e burattini pessimi, avete perso, così mi scrive qualcun altro. Altro WhatsApp 340 6709 659. Vi dovete dar da fare perché siamo l'unica radio che fa ste cose, ve lo dico chiaramente. Tutte le altre faranno rassegna stampa paludata, seria, piagnucolenta. Certo che ci dispiace, queste cose non devono accadere, ma semplicemente questi non devono partire, punto. I miracoli sono 2. Primo, la bambina salvata, e poi il presepe tornato in Europa, scrive Mary. Sì, anche in Vaticano con qualche polemicuzza, e quando mai. Mi spiace, ma io non credo alla notizia della bambina. È impossibile che una persona possa resistere ore con il gelo di questi giorni nell'acqua. Credo che l'ONG l'abbia messa lì e fatta ritrovare molto velocemente. Cercano di sensibilizzare le persone che ormai alle ONG credono in pochi, perché hanno alle spalle solo interessi economici e non il bene delle persone, scrive Carla.
Su Sansonetti, oggi l'Unità ci è andata giù pesante dicendo che gli assassini sono a Roma, attenzione di questi migranti. Se ci fosse stato Salvini all'interno, è vero, magari non sarebbe successo il naufragio perché non sarebbero partiti, caro Sansonetti. Oggi l'Unità, vi dicevo, va giù pesantissima, il quotidiano L'Unità ha un titolo davvero mostruoso. Ciao, sono Rosanna da Sesto San Giovanni, è vero che facevi la radio da giovane, ti ascoltavo da Capo Nord, la radio di Rudy. La storia della ragazzina salvata in mare per me è una bufala, guarda caso all'alba delle feste di Natale. Grazie Rosanna, mi ricordo di te, grazie per riportarmi indietro nel tempo, era il 1983 quando Sammy Varin parlava su Radio Milano Caponord da Cinisello Balsamo alle porte di Milano. Quanto mi fai sentire vecchio? Neanche un po', perché la radio ci mantiene giovani, è vero Rosanna? Certo, con un saluto a tutti coloro che hanno fatto radio da ragazzini, poi hanno fatto un lavoro un po' più serio e io invece sono ancora qui. Buongiorno Sammy, sono Marcello di Ostia. Oggi voglio segnalarti una situazione della Roma Lido che dura da mesi. Come vedi nella foto allegata, e facciamola vedere sta foto, vai Andrea. Il varco di accesso bloccato in apertura alla stazione di Porta San Paolo, ma stessa situazione ad Acilia, Ostia, scusate, Centro e Stella Polare, le stazioni che utilizzo, ma forse anche le altre hanno lo stesso problema. Da quando la gestione è passata da ATAC a Cotra per la conduzione del trenino e Astral per gestione, strutture e controllo accessi sul trenino, entrano senza biglietto ciabattanti, zingari e i famosi borseggiatori sudamericani segnalati da Cicalone. Forse qualcuno in alto ha deciso che era troppo faticoso per le persone suddette dover scavalcare i tornelli, cioè li lasciano aperti questi tornelli, capito? Potresti chiedere a qualche consigliere della Lega al Comune di Roma di verificare quanto ho detto per ripristinare la legalità sulla Roma Lido? Roma Lido! E lo diciamo chiaramente perché ci stanno ascoltando da quelle parti. Ancora WhatsApp 340 6709 659, siete voi i nostri editorialisti, ma datevi da fare. Fa impressione che nei 44 morti e 576 sbarcati, a proposito, Lampedusa è di nuovo piena, li avete visti ieri con le ciabattine che passeggiano, non siano stati intercettati e portati in Albania, scrive Marco. Sì, la verità è che è tutto fermo in Albania e adesso non è che comincio a dare ragione all'opposizione, però tutta sta folla, carabinieri, polizia che fanno le terme, come scrivono i giornali di sinistra, non gliele dobbiamo far scrivere queste cose, semplicemente riportiamoli qua, li facciamo lavorare qualche mese sulle strade che ce n'è bisogno e quando sarà di nuovo pieno il centro in Albania li riportiamo là. E che cazzo, dai, cioè non ci vuole una superiorità di mente. No, perché se aspettiamo l'Europa, quelli ci danno la risposta a luglio, capito? Perché non chiediamo alle toghe rosse che intralciano la soluzione albanese che sensazione hanno di fronte al salvataggio della bambina dietro la quale ci sono 44 morti nel cimitero mediterraneo? È vero Marco, però c'entrano loro ma c'entra anche l'Europa sinceramente e questo dovrebbe essere un monito sicuramente, non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa. Buongiorno, i miei genitori 30 anni fa adottarono un bambino sudamericano, lo andarono a prendere in una favela e anche laggiù videro miseria, fame e molte ingiustizie. Dovremmo occuparci anche di loro? Siamo colpevoli anche di quelle miserie? Senti, sotto Natale io ti dico, il Sammy Varin razzista, ma in senso buono, anche un po' omofobo, ma sempre in senso buono, mi sento in colpa, lo dico sinceramente, ma nello stesso tempo si può fare qualcosa nel nostro piccolo, certo, dando i soldi a chi conoscete davvero che questi soldi non verranno utilizzati per, e cercando di andare là, aiutarli a casa loro. Cocchio, la Lega lo dice da 20 anni, ragazzi, insieme alle ONG, questi un tempo dicevano questa frase, adesso dicono aiutiamoli a venire da noi. Hanno cambiato la parabola. Devo andare avanti?
Ragazzi, ne ho almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, saranno 30, 40 i WhatsApp e vi ringrazio perché siete fortissimi. Dai, l'ultimo, poi devo proseguire, se no mi scrive qualcuno dicendo Sammy non è una rassegna stampa. È vero, però devo leggere ancora qualche titolo. Ciao Sammy, sono bastarda. Penso che la storiella strappalacrime della bambina cresciuta trovata in mezzo al mare, bambina cresciuta, sembra più grande, ma forse la foto che è un po' sfocata, eccetera, sia stata costruita ad hoc per riattivare l'interesse sui poveri migranti che vanno accolti. Chissà come mai, guarda caso, c'era nei paraggi la solita imbarcazione ONG. Non so se ridere o piangere. Dani, penso che sia vera. Cioè, nel senso, c'è stata davvero una barca che si è ribaltata e questa chiaramente l'hanno trovata lì e guarda, non so, posso dirlo, non so cosa pensare, però penso un pochino male come te, ma solo un pochino, perché non voglio dare l'impressione, c'è mio padre, mia madre che mi ascolta e dice che cazzo di figlio ho fatto, ragazzi miei. Continuate a scrivere su questo e altri argomenti 340 6709 659. Ho appallottolato il quotidiano Il Corriere per l'intervista al vicepresidente Séjourné sulle auto, assolutamente inutile. Vi dico che dal Corriere chiaramente spunta la polemica. Multe cancellate ai Novax, dai medici a PD e Forza Italia si allarga il fronte dei contrari. C'è anche Forza Italia è contraria al fatto che abbiamo cancellato le multe ai Novax. Scelta assurda, critiche anche dal Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia, l'obbligo, una sconfitta, che è la verità. Nel decreto mille proroghe di quest'anno, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta di martedì, è stata inserita la cancellazione delle multe da 100 euro che erano state stabilite per chi, appartenente ad alcune categorie, si è sottratto alla vaccinazione obbligatoria durante la pandemia. Lo stop, voluto da Fratelli d'Italia e Lega, io metterei prima Lega, poi Fratelli d'Italia, perché abbiamo un Claudio Borghi Aquilini in diretta su queste frequenze ogni martedì mattina che si è battuto come un leone. Bene, questo stop non piace a Forza Italia che ne chiede la sua cancellazione. Ho detto qualcos'altro? Niente. Il resto era un pensiero e sentivo anche il vostro. Sul Corriere si intervista l'oncologo Cognetti, e tutti noi ci siamo beccati, non tutti, qualcuno, un cancrettino dopo aver fatto il vaccino. Ma come fai a sapere che è colpa del vaccino? Semmivarino. Proprio l'oncologo Cognetti dice vaccinazioni svilite, chi rispettò le regole si sente preso in giro. Che comunque è vero, sicuramente, per qualunque cosa, e se paghi una multa, chi non la paga e poi elabbonano, ti senti un po' scemo. Ma fino a un certo punto, ti dico la verità, perché mi state scrivendo chi non si è vaccinato, non ha fatto la terza vaccinazione perché aveva capito che non serviva molto, che non ti proteggeva, che non lo passavi ugualmente il virus. Dice guarda, me la metto qua sul petto la multa, me la appendo, anzi qua proprio in fronte è una medaglia. Vaccinazioni svilite, chi rispettò le regole si sente preso in giro, che poi lo ha detto anche il Fontana, il presidente della Camera della Lega. È un pensiero naturalmente che potremmo avere tutti, però in quel momento forse avevamo capito che non serviva così a tanto. Il vaccino ha salvato la vita a molte persone, ha rovinato la vita ad altrettante. 340 6709 659. Chiaramente questa è una radio libera, stiamo dicendo cose per cui veniamo bloccati anche quest'oggi sicuramente sui social. Ciao, vi salutiamo agli amici che ci seguono in diretta, perché poi in registrazione si ferma tutto quanto. Vi segnalo sempre sul Corriere, ma nella pagina successiva, più avanti, anzi a pagina 18, si parla, ingrandito troppo, non riesco a leggere addirittura. Si parla, certo,
Si parla della Lega, perché se ne sta parlando pochissimo sui quotidiani, forse domani si comincerà a parlarne un po' di più. Questa domenica c'è il congresso della Lega Lombarda per trovare il nuovo capo della Lega Lombarda. Scrive il Corriere: il congresso, ultime trattative per non spaccare il carroccio in Lombardia. Che è una frase forte, ragazzi miei, però lo sai, la storia del candidato unico, come in ogni congresso, dall'altra parte sarebbe meglio averne tanti, ma se ce ne sono tanti poi si fanno le polemiche, non noi della Lega, ma i quotidiani. Ed è proprio per questo che i quotidiani non scrivono un cazzo in questi giorni, perché non c'è nessuna polemica e non sanno proprio cosa scrivere. Un candidato unico sarebbe sicuramente meglio, si evita anche di dover fare la votazione, perché sarebbe per acclamazione. A parlare è il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che guarda al congresso ormai imminente della Lega Lombarda, in programma domenica in un hotel nelle vicinanze di San Siro, con un auspicio che all'apparenza sembra candido, ma che in realtà lascia intravedere quel che succederà molto probabilmente nelle prossime ore, e cioè che se anche questa mattina alle 9:30 sia Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, che Luca Toccalini, deputato e segretario della Lega Giovani, depositeranno le firme dei delegati necessari a sostenere la loro candidatura alla guida del ramo lombardo del Carroccio, non è detto che domenica entrambi salgano sul palco per il discorso programmatico. Di sicuro lo farà il senatore Romeo, sceso in campo da indipendente, nel senso che pur non essendo antisalviniano e come potrebbe da capogruppo a Palazzo Madama, non è nemmeno comunque candidato, il candidato che avrebbe voluto il leader Salvini. Dopo oltre un anno di lavoro sui territori, tra sezioni e feste di partito, ha il consenso Romeo, si dice di oltre il 60% per vincere il congresso piuttosto agevolmente. Toccalini, espressione diretta della segreteria, da quanto rimbalza dai territori, a Bergamo per esempio non avrebbe raccolto alcun delegato, non avrebbe sfondato nella base piuttosto scontenta della gestione lombarda del partito, che domenica dovrebbe manifestarsi nei numerosi, si parla di qualche decina, delegati desiderosi di intervenire per esprimere critiche anche rispetto alla leadership nazionale. E certo la scelta di tenere un congresso a porte chiuse, come se si volesse mettere la sordina al dissenso, non contribuisce a distendere gli animi. Ecco perché le indiscrezioni parlano di una trattativa in corso per arrivare al più classico dei do ut des, campo libero a Romeo in cambio di un incarico a Toccalini, per arrivare a un'assise formalmente unitaria e magari all'acclamazione desiderata da Fontana che oscuri le possibili turbolenze dialettiche. E questa è l'unica notizia che compare quest'oggi sul congresso della Lega. E dacci oggi il nostro fatto quotidiano, eccolo qua. Salva abusi, urbanisti in rivolta e PD in fuga, condono Milano, appello di 140 profi, il Senato fermi la legge, Conte è pro affaristi, il leader 5 Stelle accusa i Dem che l'hanno votato con le destre alla Camera e ora prendono tempo a Palazzo Madama. Maddalena, così la Costituzione è violata. Bello il fotomontaggio dei tre leader Sala, Salvini e la Schlein seduti sui grattacieli che ultimamente si sono costruiti a Milano, pare con il condono ora. Sono le 8:23, grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo WhatsApp e lo dico subito ragazzi, chi mi sta per spegnere perché si è rotto le balle o semplicemente perché deve fare altro, alle 20, alle 8 di sera di questa sera, dalle 8 alle 9, va in onda la replica di una parte della rassegna stampa, quindi potrete poi ascoltare i vostri WhatsApp che verranno letti anche alle 11, perché io torno in onda poi dopo le 11 fino alle 11:30 oggi, poi c'è la Lega della Liguria. Inoltre sul sito radiolibertà.net, oltre che poter abbonarvi alla nostra radio con 5 euro, dare una mano alla nostra emittente, schiacciando podcast ci sono tutte le trasmissioni e quindi lì potete scaricarle, riascoltarle, farne ciò che volete. Andiamo sul quotidiano Il Giornale, a proposito di quella notizia della bambina, e non c'è. E non c'è in prima pagina. Allora, il giornale apre con il caso Boccia. San Giuliano denuncia Report. I legali dell'ex ministro chiedono di accertare chi abbia consegnato a Ranucci le registrazioni illecitamente carpite. Poi, bandito per anni, euro sorpresa a Bruxelles, al Parlamento.
torna il presepe ed è sicuramente una buona notizia. Poi la cronaca terribile, violenza e degrado in città, disabile rapito e stuprato, Arancia Meccanica a Milano. Un ragazzo disabile di appena 16 anni, sequestrato e seviziato da un adulto e da un altro minorenne, quindi abbandonato nudo per strada all'alba. Una vicenda d'Arancia Meccanica, quella capitata tra lunedì sera e martedì sera a Quartoggiaro, zona periferica nord di Milano. Che cosa gli fareste a questi che hanno seviziato un disabile di 16 anni? Non era neanche gay, ragazzi, non era neanche gay, attenzione. Dove stiamo finendo? Me lo spieghi? Dove stiamo finendo? Sempre prima pagina sul giornale, transizione ecologica, Unione Europea, auto elettrica, duello con i verdi. Grandi manovre a Bruxelles sul futuro del settore automotive, messo colpevolmente alle corde da scelte politiche basate sull'ideologia. Ma sulla revisione dello stop ai motori diesel e benzina, i verdi annunciano le barricate. E anche il vicepresidente Séjourné oggi sul Corriere fa spallucce, dice bisogna essere in coro pragmatici. Sì. No, sto cercando la notizia della bambina trovata sulle camere d'aria, non esiste in prima pagina sul quotidiano Il Giornale, quindi già questo è uno dei quotidiani che potreste acquistare quest'oggi, è vero? All'interno del quotidiano Il Giornale si parla effettivamente, certo, di migranti, Italia promossa, gli arrivi crollati del 60%, i dati del Viminale attestano il calo degli sbarchi nel corso del 2024 e i numeri migrantes certificano rifugiati allo 0,7% della popolazione. Parla diversamente Avvenire, avete sentito questa mattina. All'interno, certo, la foto della bambina, soccorsa in mare a 11 anni, unica superstite di 45, rimasta 3 giorni sola in acqua da 12 ore, salvata a 10 miglia da Lampedusa. Capire se è vera sta cosa che qualcuno mi ha scritto che il padre è in arrivo, se l'era perso un attimo, non scherziamo, non lo so, qui sul giornale non c'è scritto. A pagina 3 del quotidiano Il Giornale la notizia, cambia l'aria in Unione Europea, torna il presepe dopo anni di bando vaticano, via la kefia, spunta la natività al Parlamento europeo, Aula Paolo VI, tolto il drappo palestinese. Chiedo ad Andrea in regia di dare un'occhiata che è entrato qualcuno, magari ha bisogno, chi possa essere, ha bisogno di qualche mano o magari qualcuno che ci ha portato un salame, se pensate sempre ma un sostegno economico, insomma dai. No, la buona notizia è questa, quindi non solo il Natale si è salvato dal tentativo delle istituzioni europee di cancellarlo, ma alla fine a Bruxelles si sono dovuti arrendere di fronte al valore delle nostre radici cristiane e per la prima volta dopo anni al Parlamento europeo si può dire buon Natale, viene esposto il presepe ed è una bella notizia. In Vaticano, certo, hanno messo il presepio e l'autore gli aveva messo la kefia e poi l'ha tolta, ma non c'è più neanche il bambino. Oh cazzo, dov'è finito il bambino? Dico troppe parolacce, lo so, oggi sono un po' arrabbiato per sta cosa della bambina e anche perché sono le 8:29, tra poco mi devo fermare per la pausa. C'è l'intervista sul quotidiano Il Giornale da comprare quest'oggi solo perché non mette in prima pagina la notizia della bambina, l'intervista a Iaia Pallavicini del Coreis, idiota gli slogan anti-Israele nelle piazze, i fanatici dell'Islam, criminali e mafiosi, così l'imam che dice l'Occidente li sconfigge se ritrova la fede. Imam Pallavicini
Dall'Europa alla Siria si parla di movimenti islamici. Perché c'è un problema Islam? Vi leggo solo questa risposta. Consiste innanzitutto nel problema del riconoscimento dei suoi interpreti autentici. Cioè, avete capito, non c'è soltanto un Islam. Ci sono, schematizzando, due tipologie di rappresentanti dell'Islam. Il principale è quello che da 14 secoli vive la fede come dimensione civile e religiosa, interagendo e dando un contributo. Il secondo, da pochi secoli, sono altri interpreti che abusano della religione e si servono dell'Islam in modo estremo e caricaturale come copertura per rivoluzioni di potere fanatiche o formaliste. Interessante, quindi c'è un Islam buono e uno meno buono, altra cosa sul tavolo da commentare al 340 6709 659 e altro motivo per acquistare oggi il quotidiano Il Giornale. Ci fermiamo, c'è la pausa, abbiamo Acerbis, abbiamo le previsioni del tempo e poi la canzone indipendente, ma io torno tra pochissimo. Che ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amiche e cari amici di Radio Libertà, eccoci qua. Eccoci qua in uno dei momenti più importanti per quanto riguarda la nostra azienda e anche per quanto riguarda il vostro palato e, perché no, anche la vostra salute. Perché? Perché in questo momento, se dovessimo fare una fotografia alla nostra bella Italia, la nostra straordinaria terra, vedremo questa distesa di olivi, di reti, di uomini, di contadini che stanno raccogliendo le olive. Per noi che facciamo questo lavoro è un momento magico. Per noi la terra è l'intestino del mondo, quindi la trattiamo sempre con cura. I frutti che ne abbiamo sono sempre frutti importanti. Vi dico questo perché è a macchia di leopardo la situazione. Certe zone danno un po' di più, certe zone danno un po' di meno, ma stiamo raccogliendo le olive. D'altronde era questo il periodo in cui Nolo mi diceva, ve lo dico in francese e poi ve lo dico in italiano, Alberto Vecché, ricorda sempre che l'olio bu è a galla. Alberto, vieni qua, ricordati sempre che l'olio buono viene a galla. È quella mentalità, quella filosofia ancora presente oggi. Quindi se qualcuno all'ascolto volesse prenotare, assaggiare, gustare il nostro olio extravergine oliva Acerbis, l'ultimo fatto, quello che adesso stiamo facendo, chiamateci allo 030 68 40 408 oppure visitate il sito olioacerbis.com. Se volete e pensate all'olio extravergine di oliva come un qualcosa di diverso, un qualcosa di unico, che nell'essere consumato fa bene anche alla salute. Quest'anno abbiamo da olive straordinarie un gusto straordinario e delle acidità bassissime. Prenotatene 6 bottiglie, ve le portiamo a casa, il trasporto non lo pagate, 84 euro. Quindi olio nuovo, prezzo vecchio. Potete prenotarlo anche per dicembre o per fine novembre. Chiamateci subito allo 030 68 40 408 o visitate olioacerbis.com. Iniziali condizioni di bel tempo sul nostro paese, poi col passare delle ore qualche disturbo interesserà soprattutto le due isole maggiori. In mattinata nubi basse, foschie e banchi di nebbia interesseranno ancora la Valpadana, ma anche i litorali adriatici e le vallate interne del centro. Sole prevalente altrove. Nel pomeriggio non sono previste variazioni importanti, anche se qualche precipitazione arriverà tra la Sardegna e la Sicilia. Temperature in leggero calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
Bel ritmo e lo salutiamo. Questo è il figlio di Fausto Papetti, Marco Papetti, che suona da una vita, da quando era piccino. Five Steps di Marco Papetti, la trovate su YouTube, sugli store digitali. Un grande abbraccio. Con Marco Papetti abbiamo fatto la Papetti Compilation qualche anno fa, che trovate anche sugli store digitali, ma anche naturalmente in distribuzione sul sito di Amazon, ragazzi miei. Sì, proprio così, in vendita su Amazon, la Papetti Compilation, con i celebri pezzi di Fausto Papetti risuonati in compagnia del figlio, con la magia chiaramente delle ultime invenzioni. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, sono proprio io, Sammy Varin. Alle 8:37 mi hanno dato in mano la rassegna stampa, la conduco in maniera molto diversa dal nostro direttore Giulio Cainarca, me ne scuso. Cainarca lo troverete poi più avanti nel corso della mattinata con una nuova trasmissione che zooma sugli argomenti più importanti. Intanto noi svolazziamo da un titolo all'altro con i vostri commenti al 340 6709 659, ma tra poco avremo anche dei parlamentari che commenteranno con noi l'attualità. Il resto del Carlino quotidiano QN nazionale merita, perché continua ad occuparsi con tante pagine della strage al Deposito, scrivendo questa mattina il mistero dell'innesco, nuove perquisizioni. Firenze, nuove perquisizioni, sotto la lente la manutenzione della pensilina numero 6 in contemporanea col carico delle autobotti. Dal guasto elettrico al telefonino si cerca l'origine dell'esplosione che ha ucciso 5 persone in 1000 al presidio degli operai. E vedete che anche all'interno, l'inferno nel sito dell'ENI, manutenzione nel mirino, altri documenti al setaccio, il mistero dell'innesco, rifornimenti ininterrotti, ma c'erano lavori in corso. Da valutare l'impatto dei lavori straordinari sulla sicurezza del sito. Una delle vittime aveva denunciato continue anomalie sulla base di carico. E ancora, quelle famiglie distrutte, le figlie del camionista, fateci vedere dov'è morto. E infine, il presidio dei lavoratori poteva capitare a tutti, così è troppo pericoloso. Il quotidiano Il Tempo titola Il vertice segreto dei 5 Stelle, più culi, ma non si legge culi perché c'è davanti Conte, che poltrone. Terzo mandato per i grillini con la grande fregatura per i big già in Parlamento. Ecco il cavillo del regolamento che può far deflagrare i 5 Stelle. Giuseppi promette un nuovo voto, ma il movimento è già nel caos. E Axline dicono basta antifascismo. Tommaso Cerno si occupa delle polemiche sul Covid. Finché c'è Covid c'è speranza, e sul fatto che siano ritornati in TV e sui quotidiani tutti gli espertoni di vaccini. Eccolo qua, Il Tempo di Osho. Il condono ai Novax resuscita speranza e le Virostar. La foto delle 2 Virostar. Ve mancavamo, È questo. Il braccio di ferro con le categorie. Importante, Salvini ferma l'aumento delle multe. Lo sapete, per l'inflazione, eccetera, si era sgelata questa cosa dell'aumento delle multe e l'abbiamo ricongelata, l'abbiamo mandata avanti di un altro anno, vedremo l'anno prossimo, ma scatta la protesta degli NCC. Grazie Salvini. Vado all'interno. Dove vado? Fatemi vedere cosa vi ho preparato. Oh no! All'interno del Tempo, a pagina 3, però ve lo devo dire, ragazzi, perché è un pericolo per l'umanità, quel ritorno di Gentiloni che agita il Nazareno con il sogno del Colle. Cioè Gentiloni del PD, ma il Nazareno è agitato dal fatto che questo potrebbe tornare. Per il momento l'ex allievo di Rutelli ha ottenuto l'incarico ONU nella task force sul debito, ma il dilemma dell'ex commissario: rigettarsi o meno nella politica attiva. E noi chiaramente non vediamo l'ora che ritorni, perché porta una sfiga al PD incredibile. E infatti il Tempo scrive: tormenti democratici. Sì, c'è Repubblica, certamente, c'è Repubblica e giustamente si ritorna all'argomento del giorno. Yasmin venuta dal mare, la superstite del naufragio. C'è
tutto il mondo su Repubblica che commenta questa bambina arrivata da sola, il miracolo di Natale, l'ho chiamato io, ci stava come titolo, non l'ha usato nessuno, ma altrettanto importante, no, direi meno importante, una vita umana, è l'intervista a Sala quest'oggi su Repubblica. Costruiamo il centro per vincere, la maggioranza si spacca su sicurezza e multe Novax, dice Sala. Oh là là, il campo largo non si fa con una foto, così il sindaco di Milano Beppe Sala nell'intervista a Repubblica. Serve nell'alleanza una visione più liberal democratica che parli a una parte dell'elettorato che non vuole sentirsi di destra ma è spiazzato da una proposta troppo estrema. Tensioni tra PD e 5 Stelle, il centrodestra si divide sulle multe annullate ai Novax e sul disegno di legge sicurezza. Questo lo scrive naturalmente il quotidiano Repubblica, dove pericolosamente entro. Eccola qua l'intervista a Sala. Il campo largo non si fa con una foto, io leader del centro, prima la squadra. Coi 5 Stelle bisogna sedersi e provare a fare un programma comune. Se ce la fai bene, ma se non ce la fai, credo sia logico a dire ognuno per sé. C'è bisogno di una visione più liberal democratica che parli a chi non si sente di destra ma è spiazzato da una proposta troppo estrema, io avrei aggiunto di sinistra, tutta da leggere, ma mica poi tanto. È l'intervista di Enrico Del Mercato quest'oggi sul quotidiano Repubblica, ma naturalmente io vado avanti di corsa perché a pagina 9 c'è anche una terribile notizia. Questa è importante ma fa anche paura. Al capo di Stato Maggiore dell'Esercito Masiello: non solo Medio Oriente, il prossimo fronte sarà quello africano, rivoluzioniamo l'addestramento per essere pronti a scenari come quello ucraino. Occorrono militari nuovi senza rigidità e gerarchia, pronti a rischiare e sbagliare. Diamo sempre più droni alle forze armate, ne servono tanti anche per i reparti più piccoli. Abbiamo creato l'unità 23 con i migliori cervelli per anticipare gli sviluppi tecnologici. Posso dire che mi fa paura l'intervista quest'oggi sul quotidiano Repubblica al capo di Stato Maggiore dell'Esercito? Sola tra le onde a 11 anni, il salvataggio di Yasmin in acqua da 3 giorni. Paginoni e paginoni sui giornali di sinistra per Yasmin, non altrettanto su quelli di centrodestra. Partita da Sfax con il fratello e altri 44 migranti dispersi, è rimasta aggrappata alle camere d'aria. Le sue urla sono state sentite dall'equipaggio di una ONG che l'ha recuperata nel canale di Sicilia. Ecco, le camere d'aria sicuramente finiranno in un presepio. Ed ecco la foto di Yasmin, che sembra molto più grande di quello che è sinceramente, ma è una sensazione. Il commento di Melalia Mazzucco: la bimba venuta dal mare, ma un miracolo non basta a cancellare la vergogna. Ditemi o no se vi sentite in colpa. Io un pochettino mi sono sentito in colpa, poi ho pensato, qui ci stanno imbrogliando. Però è vero, quanti morti dimenticati o semplicemente mai scoperti, perché continuano a partire, perché se ne è fatto un business, perché ci stanno facendo entrare quelli che vogliono nel nostro paese e molto spesso non riescono neanche a entrarvi. Quelle grida disperate al buio l'abbiamo trovata congelata. In Afriene il secondo ufficiale del veliero Trotamar che ha soccorso la bambina. Impressionante, sì, ma c'è dietro qualcosa, dico io, punto di domanda. Vi faccio vedere anche il quotidiano La Stampa, perché La Stampa non lo mette come titolone, lo mette di spalla. La piccola Maria la chiama, salvata dalle acque, gli altri 44 migranti sono tutti annegati. Il titolone è: la Siria cambi, noi l'aiuteremo. Prima l'intervista all'alto rappresentante d'Europa, spese per la difesa, valutare Eurobond e scorporo dal deficit, e Collas che dice: Iolani dimostri con i fatti la svolta, Putin in difficoltà, se gli USA si ritirano l'Unione Europea aumenterà gli sforzi
sforzi, naturalmente Juve da sballo, e all'interno del quotidiano La Stampa, dicevo, interi paginoni: naufragi senza fine, morti altri 44 migranti, si salva solo una vittima, 4 vittime al giorno sulla rotta del Mediterraneo, la Fondazione Migrantes, dannoso il patto con Tirana, il miracolo di Maria, il racconto dell'11enne della Sierra Leone sopravvissuta alla tempesta, il mare è diventato troppo più grande di noi, con me c'era mio fratello, poi sono rimasta sola. Una notizia pazzesca, chiaramente. Però dice, ha chiesto di poter chiamare la famiglia, in Tunisia sono rimasti altri 2 fratelli e vedremo se è vero che il padre è rimasto in Tunisia. Vediamo. Ci fermiamo per un attimo. Certamente la sincrasia di quest'oggi è che su giornali di sinistra questa notizia della povera bambina è in primissima pagina, ci sono interi paginoni. Su quelli di centrodestra, come il quotidiano La Verità, non è neanche citata, come se fosse una non notizia. Attenzione, sto parlando da razzista, Come mai, secondo voi, non viene neppure citata sul Libero? Viene citata, mi pare, a pagina 13, con una riflessione, poi ve la leggo, molto interessante sul fatto che, ok, però questi non devono più partire. Non dobbiamo essere schiavi di quelli che ce li portano qua facendo affari. C'è qualcosa che non funziona nella narrazione. A voi l'ardua sentenza, meditate inviandomi WhatsApp al 340 6709 659, questa rassegna la faccio con il vostro aiuto, ma anche con l'aiuto dei rappresentanti della Lega. E infatti abbiamo un Qui Parlamento. Qui Parlamento. E ringrazio per essere con noi al senatore della Lega Giorgio Bergesio. Buongiorno. Buongiorno carissimi, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. E con te parliamo di lavoro, un mondo del lavoro più trasparente e chiaro con i lavoratori, per i lavoratori, ne hai parlato l'altro giorno, ma anche, senti, a me già qualche settimana fa qualche ascoltatore più accorto me l'aveva segnalato come un pericolo quasi imminente, anche se è da 20 anni, 25 che se ne parla, l'accordo Mercosur. Che cavolo è? Siamo tutti rimasti, cos'è? Non se ne parla, pissi bao bao, ma pare che se davvero va in porto, e mi pare che siamo noi a decidere se questo andrà in porto veramente oppure no, sono cavoli per i nostri produttori, perché dal Sud America arriverebbero tante cosucce senza dazi che saranno buone. Ci saranno i soliti disinfettanti vietati in Unione Europea, non lo so, ma si parla di una concorrenza sleale potentissima. Bergesio, non so da dove vuoi cominciare, ma ti lascio la parola. Allora, noi stiamo parlando intanto, grazie per avermi invitato ancora una volta a questa importante trasmissione. Io devo dire che noi stiamo parlando dell'accordo del Mercosur, è un accordo che riguarda i paesi che sono insieme ai leader dei paesi del Mercosur, che sono l'Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. In questo ambito c'è un accordo con l'Unione Europea di importazione ed in pratica noi da questo punto di vista abbiamo in quello che poi ha sottoscritto la Ursula von der Leyen, sarebbe uno scambio commerciale che favorirebbe i settori europei dell'industria, in particolare automobilistica, la chimica, la farmaceutica, e il cambio permetterebbe l'accesso di prodotti agricoli sudamericani. In particolare sono le carni bovine circa 99.000 tonnellate, il polame 180.000, carni suine 25.000, zucchero, e qui c'è il discorso dell'eliminazione dei dazi, il riso, l'etanolo, il miele e i formaggi. Ma noi perché su questo accordo non siamo così come è stato firmato? A parte che non conosciamo ancora i contenuti e deve essere ratificato questo accordo dal Parlamento europeo, perché è un accordo che non può entrare in vigore senza una ratifica.
Il tema è soprattutto perché questi paesi rappresentano, diciamo, delle aree importantissime, però qui noi non siamo tutelati come prodotti nell'ambito dell'importazione, soprattutto sul principio di reciprocità, perché quello che noi interessa soprattutto è che quando importiamo un prodotto agroalimentare abbia le caratteristiche che sia stato prodotto con gli stessi requisiti che viene prodotto una produzione agricola in Italia, principi di salubrità, principi di sanità, utilizzo bassissimo tra fertilizzanti antiparassitari, la possibilità di avere dei prodotti che sono sano e salubri e fanno parte della nostra dieta mediterranea. Questi prodotti non hanno le stesse tutele dal punto di vista produttivo. Il secondo aspetto importante che noi dobbiamo verificare è l'efficacia dei controlli e soprattutto la parità di condizioni, perché poi se arriva sul nostro mercato a dei prezzi assolutamente vantaggiosi, perché è prodotto con minor costo possibile, perché non ha avuto nessun tipo di controllo e non c'è reciprocità nelle norme, perché guardate, il principio di reciprocità è fondamentale. L'Unione Europea continua a emanare direttive restringenti sotto il tema della qualità dell'ambiente, il tema della deforestazione, il tema, ieri l'ha detto lei prima, noi abbiamo approvato un provvedimento importantissimo che sono le disposizioni in materia di lavoro, dando una mano ma anche aiutando soprattutto dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, che è un tema più che mai importante in questo momento. Ma qui parliamo di paesi che sfruttano il lavoro minorile. Noi stiamo parlando di accordi con dei paesi che non hanno nulla a che vedere come si produce in Italia. E allora noi dobbiamo in Italia e in Europa, ma sul tema io sono molto vicino alla linea e devo dire che condivido la linea anche delle associazioni sindacali di Confagricoltura, di Coldiretti soprattutto, visto un'esposizione molto forte in questi giorni, ma anche di CIA e di Copagri, perché noi dobbiamo essere in grado di difendere i nostri produttori. Quando noi parliamo di un agricoltore che è custode dell'ambiente e del territorio, significa che noi non gli diamo un titolo onorifico, perché lui ha dei requisiti per cui lavora così. Noi siamo uno dei pochi paesi al mondo in cui, per esempio, la sanità animale non dipende dal Ministero dell'Agricoltura e dei veterinari, ma dipende dal Ministero della Salute, dando delle garanzie enormi sulle produzioni dell'allevamento. E qui noi parliamo di effettuare delle importazioni di carni bovine, di pollami, di carni suine, mettendo a rischio le nostre produzioni con un principio di reciprocità nelle norme che non esiste. E allora è per questo che noi che cosa abbiamo chiesto? Io ho presentato anche un'interrogazione al Ministro dell'Agricoltura. In questi giorni abbiamo legge di bilancio, abbiamo tante cose in ballo, però noi abbiamo detto di promuovere un'intesa che con i paesi europei che sono contrari anche a questo accordo, andandolo a limare nei punti chiave, perché noi non diciamo, perché noi sappiamo che abbiamo un'industria, quella dell'auto, che è in crisi, ma oggi noi non possiamo più tornare indietro. Voi sapete che nel 2008, 2007, 2008 l'Europa produceva il 32% delle auto che c'erano in giro per il mondo. Oggi ne produciamo circa il 17%, la Cina nel 2008 produceva il 4%, oggi siamo al 32%. Ma questo è un altro tema, perché se ci impieghiamo nell'automotive stiamo qui fino a stasera a spiegare tutte le problematiche che ci sono state. Allora, però noi chiediamo anche, attraverso questa interrogazione, chiedo anche un chiarimento nell'ambito che secondo me è indispensabile, che l'applicazione degli accordi di libero scambio ci sia il principio di reciprocità. Stesse norme produttive, stesse norme di commercio, stesse garanzie di prevenzione e di controllo post prodotto. È fondamentale questo. E qui ci fermiamo, ma avete messo sul tavolo, cari politici della Lega, qualcosa di molto molto importante, soprattutto perché da quello che ho capito l'Italia potrà essere un attimo il paese decisivo, guardando alla popolazione rappresentante eccetera in Europa, per dire sì oppure no
a questo accordo. Bergesio, Ma grazie guarda, davvero. io sono anche convinto, e glielo dico molto chiaramente, che l'Italia oggi secondo me è veramente il paese che può essere leader a livello europeo per tanti motivi, anche e soprattutto per la stabilità politica che ha in questo momento. Perché se noi guardiamo la Francia, oggi tutte le interlocuzioni che sono state fatte nei mesi scorsi con i ministri francesi sono durati 40 giorni perché il governo è andato a parte 48. Guardiamo la Germania che è assolutamente in difficoltà. Allora noi che abbiamo una stabilità di governo dobbiamo farla valere, ma io chiedo che qui sia la Premier Meloni su questo ambito, che il Ministro degli Esteri, che il Ministro dell'Agricoltura abbiano assolutamente le idee chiare e su questo tema non possiamo svendere i prodotti agroalimentari del nostro paese. Grazie al senatore della Lega Giorgio Bergesio. Grazie Buon a lavoro. voi e vi auguro buona giornata a tutti. Grazie di cuore. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, altro argomentone da commentare al 340-6709-659, ma torneremo a parlare di Europa tra pochi minuti perché avremo il Qui Europarlamento subito dopo le ore 9 con Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Certo, l'Italia può fare la differenza, anche se il quotidiano La Stampa oggi a pagina 18, guardate cosa mette in prima pagina come notizia principale: la più potente d'Europa, con la foto di Giorgia Meloni, ma ci mette un punto interrogativo. La più potente d'Europa, punto di domanda? Da underdog, la sfavorita che lotta contro i pronostici, la Premier italiana ha convinto l'elite internazionale. Poi le analisi, Marcello Sorgi, i conti in ordine ma riforma e PNRR sono incompiuti, Flavia Perina tiene a bada alleati poco inclini all'obbedienza, si temeva una deriva ungherese ma la coalizione per adesso tiene, Stefano Stefanini, mediatrice con Trump e Orban, nodo mediterraneo, dialoga con Budapest e vota a Ursula, nuovo banco di prova, il Medio Oriente. Insomma, risulta quanto difficile per la sinistra smontare la frase la più potente d'Europa e quindi il riconoscimento che hanno dato a Giorgia Meloni. Ho qualche istante ancora per andare sul quotidiano La Verità, che oggi si dedica quasi esclusivamente alla polemica con i Novax, quindi sul fatto che abbiamo tolto le multe a chi non si è vaccinato, a chi non ha completato l'iter del vaccino. Il vaccino non impediva i contagi nella trasmissione del virus, scrive La Verità. Gli invasati delle multe Covid, Speranza, Burioni, Ronzulli, Boschi e compagnia odiante vogliono punire chi non ha fatto l'iniezione per puro fondamentalismo ideologico. L'obbligo era illegittimo e antiscientifico. Abolendo le sanzioni si è sanato un abuso di potere, un vulnus alla Costituzione. Ma Forza Italia si schiera con l'opposizione. Eccola qua, la notizuola da commentare al 340-6709-659. Scrivetemi. Puntura dovere civico, no all'amnistia, scrive Forza Italia. Chiaramente, signori, questo è il titolo principale del quotidiano La Verità, che oggi è da acquistare perché all'interno si occupa prettamente di questo. Ma che farmaci più sicuri della storia? Gli studi che sconfessano le Virostar. A pagina 2, Burioni e Company negano ancora i danni delle iniezioni, scordano le ricerche su miocarditi a volte fatali, paresi, fallimenti vaccinali. Molte erano note quando con Omicron Draghi varò le contravvenzioni per gli over 50 e tutti i titoli che dovete assolutamente leggervi. Varie autopsie hanno provato il legame tra punture e decessi per disturbi cardiaci e chiaramente parliamo anche di tutte quelle malattie che sono saltate fuori, ma guarda un po', cancrettini, che qualcuno di voi e di noi ha avuto, forse, ma chissà, e non abbiamo la prova dopo aver fatto la seconda dose di vaccino. Pure Forza Italia è per la vessazione eterna. Ronzulli, Mulè e Gasparri bocciano lo stop alle sanzioni e Ivu ne approfitta, il partito voti
contro il governo. Che facciamo? Cadere il governo per i Novax? Non c'entra la scienza, multare i renitenti era furore ideologico, scrive Maurizio Belpietro. I vaccini non fermavano le infezioni e non erano a rischio zero. Speranza ai simili si rassegnino, il loro fu soltanto un abuso. E l'appello di Francesco Borgonovo a Schillaci. Chi fu costui? E mi pare che è quello proprio che si deve occupare della nostra salute, è il ministro della salute. Il silenzio di Orazio Schillaci, ministro della salute, è imbarazzante. Chi ha orecchie per intendere naturalmente intenda, e chi ha un pensiero su vaccini sì, vaccini no, le multe sono state tolte, avete sentito, grazie alla Lega, un certo Claudio Borghi Aquilini che ha rotto le balle per mesi. Ora bisogna capire, quelli che hanno pagato la multa, se riusciremo a fargli riavere i soldi, ed è tutto questo è il riconoscimento di un errore di valutazione sulla situazione vaccini. Ancora sul quotidiano La Verità: miocarditi, coma, trombosi e paralisi, gli effetti avversi continuano a rovinare vite. Il quotidiano La Verità, ve lo dico in verità, non parla assolutamente, non esiste la notizia della bambina ritrovata in mare. Non esiste. Se la trovate fatemi sapere, mi scuso in anticipo se dovesse esistere, io me lo sono girato tutto quanto, non l'ho proprio trovata. Inviatemi naturalmente il vostro pensiero al 340 6709 659. Ci fermiamo, la canzone indipendente e poi qui Europarlamento.
Una canzone dolcissima che vorrei fosse fatta vostra. Un Natale per noi, Beppe del Re, assolutamente sconosciuto a livello nazionale, difficilmente l'ascolterete su altre radio perché sono artisti indipendenti che si autoproducono. La cosa bella è che Beppe del Re in questo pezzo, Un Natale per noi, canta con suo figlio Niccolò e con un meraviglioso coro di voci bianche. Ecco la gioia dell'attesa, il valore del dono e la bellezza delle piccole cose. Qui Europarlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà ancora il buongiorno. Radio Libertà in tutta Italia, sulla Radio DAB ma anche sul canale 252 del televisore. Grazie per essere con noi all'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri. Ciao! Buongiorno a tutti, buon Natale. Ah, buon Natale dopo questo pezzo dolcissimo di Beppe del Re, veramente è un qualcosa di particolarissimo. E grazie per essere Io con però noi. non scivolare sul politicamente scorretto, perché non so se il coro di voci bianche sia proprio allineato allo scenario. Bella questa, bella questa. Ok, Occhio. senti, salutiamo intanto anche Patrioti per l'Europa, che è il gruppo in Europa dove si trova la Lega, che ci dà modo di fare anche questa importante controinformazione. Poi voglio anche, ecco, io adesso voglio parlare di auto con te, te lo dico subito perché oggi sul Corriere c'è Volentieri. l'intervista al vicepresidente Séjourné. Pragmatico, bisogna essere pragmatici. Io ho preso il Corriere, l'ho appallottolato, l'ho buttato via dopo aver letto qualche riga di questa intervista, però giustamente mi devi dire se si sta muovendo qualche cosa sul fronte auto, perché da questa intervista capiamo che si muove ben poco, ma qualcosa si muove. Ma prima, visto che abbiamo parlato bambini, cori, voci bianche, io quest'oggi facendo rassegna stampa ho trovato una grande differenza di notizie nella notizia che per qualcuno non è una notizia del ritrovamento di quella bambina, Yasmin, la bambina di 10-11 anni ritrovata da sola in mezzo al mare su 2 copertoni. Allora, giornali di sinistra o comunque di centrosinistra, paginoni interi, giornali di centrodestra neanche citata in prima pagina sul Giornale e sulla Verità non esiste proprio la notizia. Su Libero viene trattata all'interno dicendo sì, ok, però forse la narrazione è sbagliata. Qui stiamo raccontando che dobbiamo aumentare ancora tutte le ONG eccetera, ma forse dobbiamo risolvere sto problema, non devono partire assolutamente. A me comunque ha fatto impressione quando ieri le agenzie hanno battuto la notizia di questa bambina ritrovata da sola in mezzo al mare. L'impressione è stata fortissima, cioè la prima cosa che mi è venuta in mente, mi verrebbe voglia di dire ma io la prendo a casa mia, ma subito, l'adotto subito, e bambini come lei ma hanno bisogno di una mano. Poi però mi sono fermato per un attimo e ho detto ma non è che c'è sotto qualcosa, non è che è da pensare proprio, ma di più che da razzisti, da cattivi pensare c'è sotto qualcosa, hanno messo la notizia appositamente per... Io immaginavo già oggi il titolo, Il miracolo di Natale, strano che nessuno l'ha scritto, è vero. Isabella, perdonami, l'ho fatta lunga, ma so che tu rimetti la cosa, la spieghi nel modo più giusto, e tu personalmente cosa hai pensato davanti a questa notizia? Allora, chiunque umanamente non può restare indifferente ad una notizia simile, e proprio perché è una notizia che colpisce, rispetto alla quale non si può restare indifferenti, è nostra responsabilità avere un approccio concreto e serio rispetto al problema e non ideologico e strumentale a fini politici, come invece vorrebbe fare qualcun altro che pensa di approcciare il problema dell'immigrazione solo ed esclusivamente come un business per far soldi, piuttosto che presentarsi al cospetto degli elettori con la maschera del buonista, e che quindi accogliamoli tutti, perché non si sbaglia a dire una cosa del genere, perché se noi fossimo, come dire, un grandissimo continente ricchissimo e ci fossero tante persone in difficoltà, tutti avremmo, come dire, quella volontà
di essere generosi con il prossimo. Qui il problema però è un altro, che continuare a dire accogliamoli tutti quando non siamo nella condizione di farlo, noi stiamo illudendo migliaia e migliaia di disperati, tra i quali ci sono anche tanti delinquenti che sfruttano l'immigrazione illegale per andarsene dal loro paese, dove evidentemente hanno dei conti in sospeso, e vengono qui a continuare a fare quello che facevano là, perché su questo non è che dobbiamo far finta che non esista, è così. Ma ci sono anche tanti disperati che magari pensano di trovare un destino migliore qui e noi li illudiamo che lo troveranno quando non è così, e quindi partono alla volta del mare aperto rischiando anche la vita, e poi succedono le tragedie che accadono. Ma io, rispetto a questa bambina, non mi sento responsabile da un punto di vista politico. Mi sento responsabile come donna, chiunque lo farebbe, ma come donna politica no, perché le politiche che porto avanti e che porta avanti il mio partito sono proprio finalizzate ad evitare che ci siano le partenze dei disperati. La Lega non vuole partenze di disperati perché significa meno morti in mare. Meno partenze uguali meno morti, è un'equazione assoluta. Chi continua a dire venite qui, quelle persone sì, oggi dovrebbero fare un po' più fatica quando si alzano a guardarsi allo specchio dopo che hanno letto il giornale. Quelle persone, non noi. E ricordiamo che tra pochi giorni un certo Matteo Salvini rischia di andare in galera proprio per aver avuto questi pensieri. Giustamente ricordiamolo. Che sono anche i nostri di pensieri, perché lo pensiamo tutti quanti, anche noi dovremmo andare in galera se mai Matteo Salvini, speriamo di no, sarà invitato ad andarci. Senti, cambiamo argomento, abbiamo pochi minuti, non ti voglio disturbare ulteriormente, però una battuta anche su una delle battaglie che stai portando avanti. Hai presentato ultimamente anche un'interrogazione alla Commissione europea sul fronte della difesa nel settore auto. Oggi il Corriere intervista il vicepresidente Séjourné, che parla però ancora una volta che bisogna essere pragmatici, però il titolo è l'apertura di Bruxelles, siamo pronti a lavorare sull'addio a benzina e diesel senza penalizzare le aziende. Tovaglieri, qualcosa si sta muovendo o è soltanto una sensazione? Allora, io non so se Séjourné soffra di disturbo della personalità oppure è solo ed esclusivamente il rischio che ormai in Germania ci sono le elezioni, e quindi, visto e considerato che ormai i licenziamenti e le casse integrazioni nel settore dell'automotive sono sotto gli occhi di tutti, adesso finalmente si stanno spaventando e stanno correndo ai ripari. Troppo tardi, ahimè, troppo tardi. La politica su questo ha una responsabilità enorme. Noi lo diciamo da anni, io ho iniziato la battaglia dall'inizio contro questo assurdo stop, dall'inizio, non ho dato pace. All'audizione del commissario Séjourné gli ho fatto una domanda diretta all'uomo pragmatico del fare, come si definisce lui, e cioè se avessi intenzione di rivedere questo stop, domanda semplice, risposta sì, no. Ebbene, mi ha liquidata con una super capsula dove non ha detto nulla, zero totale, non si è assunto mezza responsabilità, e oggi vedo questa intervista sul Corriere dove dice ma forse potremmo evitare le sanzioni, forse potremmo effettivamente evitare che le aziende vengano penalizzate. Cioè, se hanno paura di perdere le elezioni e hanno cambiato idea, va benissimo, sfruttiamo anche questa condizione, ma che si decidano in fretta. L'industria là fuori va a una velocità della luce e l'industria ha la responsabilità per migliaia e milioni di famiglie che lavorano e contribuiscono nel settore dell'industria. La politica non può aspettare le elezioni per capire che cosa è meglio dire. La politica deve dare risposte certe e subito. Ormai il danno è fatto, possiamo solo cercare di mitigarlo, ma serve farlo subito, perché le aziende automobilistiche stanno già licenziando. È a loro che si devono rivolgere questi politici che hanno voluto questo assurdo stop, è a loro che devono spiegare le ragioni
decide, perché non si decidono ancora adesso a fare un provvedimento che dica dal 2025, e il 2025 è tra 20 giorni, non stiamo parlando di tempi biblici, è tra 20 giorni, praticamente domani mattina. Già oggi ci dovrebbe essere un provvedimento dove c'è scritto che le aziende automobilistiche non sono ancora in linea con il provvedimento, cioè tutte, perché è impossibile, non devono pagare le multe, perché queste multe le pagheranno tutti i lavoratori e i consumatori, perché le aziende automobilistiche fanno presto a vendere al primo cinese di turno che delocalizza l'impianto e se lo porta in Cina. I proprietari e gli amministratori delegati delle case automobilistiche saranno tutti bene in una bella isola alle Maldive, come ha fatto Tavares, con 100 milioni di euro di liquidazione, ma il conto lo pagano tutti i dipendenti e i consumatori. Chiaro, Quindi non è un regalo alle aziende automobilistiche che si fa. Certo, e torneremo certamente sull'argomento e ci tornerai anche tu, perché Isabella Tovaglieri organizza una bella conferenza e una cena con patrioti per l'Europa da Varese a Bruxelles, per un'Europa dei popoli e delle identità, a Mercallo in provincia di Varese, questo 15 dicembre. È vero, Isabella? Esattamente, sì. Finito il congresso, a Varese ci sarà questa cena, dove sarà l'occasione per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e non di Bianco Inverno, come vorrebbe imporci la Commissione europea, e per fare il punto proprio su quello che è lo stato dell'arte a livello d'Europa, e quindi per aggiornarci un po' dopo le elezioni e dopo che è stata eletta dopo ben 5 mesi la Commissione europea. E io ringrazio davvero Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Buon lavoro e anche buon Natale, Isabella. Grazie Sammy, buon Natale a tutti voi, un abbraccio. Qui Europarlamento. E naturalmente un saluto da Sammy Varin, sono 9:18, sì, sono in estremo ritardo, proprio mentale, anche mi scuso, ma devo ancora finire di leggere alcuni quotidiani, perché sennò è logico, mi scrivete, ma insomma non è una rassegna stampa, questa è una rassegna stampa, ve lo giuro, spergiuro. All'interno di altri quotidiani, no, volevo andare prima di tutto sul tempo, ci siamo passati, il pericolo Gentiloni che agita il Nazareno, su Repubblica anche intervista a Sala al capo di Stato Maggiore che fa paura, dicendo robe veramente potenti che ci fanno paura, e poi naturalmente Yasmin da tutte le parti, sul Repubblica, sulla Stampa, il miracolo di Maria, adesso si chiama così, La Verità che non ne parla neanche un po' di questa bambina ritrovata, Libero che apre con caso Caffo, faida a sinistra, donne, schiaffi, veleni, esplode il salottino rosso, la condanna per lesioni alla ex idolo delle femministe viene usata da giornali e guru progressisti per attaccare Chiara Valerio e colpire Enni, ma soprattutto in centropagina Daniele Capezzone, l'ex ministro ancora a caccia di Novax, non c'è speranza, è intrappolato nell'era del Covid. Tutto da leggere, l'editoriale di Capezzone oggi su Libero, che all'interno si occupa del sindaco di Bologna, in arrivo un nuovo balzello di tasse, una nuova tassa contro le alluvioni. Il Dem Lepore propone la costituzione di un fondo per finanziare la messa in sicurezza del territorio della città. Chiederemo una compartecipazione alla cittadinanza, e intitola anche una strada ad Amnesty International. E vabbè, d'altronde, scusa, ci sono tutte le strade, i quartieri dedicati ai leader della sinistra che ne hanno combinate di tutti i colori. Bella notizia invece, Salvini congela gli aumenti delle nuove multe stradali, anche nel 2025 non ci saranno gli adeguamenti ISTA, zittisce quindi tutte le opposizioni rompiballe, ok delle associazioni dei consumatori, scioperi, il leader leghista insiste, normativa
da rivedere. Siamo sempre sul quotidiano Libero, perché anche Libero non parla praticamente della notizia della bambina ritrovata, ma ne parla a pagina 13 come fosse una non notizia. Ecco qua, la bimba di 11 anni salvata a Lampedusa, il dramma che conferma basta trafficanti di morte. E vi leggo la riflessione di Luca Beatrice. La nostra è l'epoca della pluralità delle immagini, della parcellizzazione e della moltitudine. Ciò che un tempo era l'immagine uguale per tutti, una e soltanto, fu quella dell'impronta del primo uomo sulla Luna, del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Da quando è esplosa la rivoluzione digitale, prima con le fotocamere e poi con gli smartphone, i punti di vista si sono moltiplicati, sottraendo così l'unicità e la singolarità, nonché la potenza dell'immagine definitiva. Tuttavia qualcosa sfugge al flusso indifferenziato, distratto, e come un tempo si imprime nella nostra retina e di conseguenza nella nostra mente per via della sua forza esplicita. Ricorrendo al termine abusato, diventa iaconica, ovvero simbolica di un dato tempo e luogo. Da ieri questo ristretto catalogo si è arricchito di una nuova fortissima immagine: la bambina salvata, unica sopravvissuta al naufragio dell'ennesimo disperato barcone al largo delle coste italiane. Guardiamola bene, la fotografia diffusa dai media. La ragazzina, 11 anni, originaria della Sierra Leone, è avvolta in una coperta termica color oro, lo stesso che noi usiamo per decorare il presepe, quell'oro che i re magi portavano al bambin Gesù per festeggiarne la venuta al mondo. Di lei si vede poco, appena un ciuffo di capelli neri e gli occhi spalancati, ancora terrorizzati da ciò che hanno dovuto vedere, affidati alla cura e alla carità di una giovane donna, una madre forse, chinata su di lei a proteggerla e riscaldarla. Perché questa immagine ci commuove, colpisce al cuore i nostri più autentici sentimenti di solidarietà? Perché è intrisa di pietas cristiana, cardine culturale e spirituale della società in cui abbiamo la fortuna di vivere, concetti che altrove sfuggono, non occupano posti di rilievo nella scala di valori del mondo degli adulti. Mentre per noi un bambino va comunque protetto e gli si deve garantire il diritto di vivere, altre culture non danno lo stesso peso all'esistenza troppo forte e l'azzardo, la scommessa. Smentendo Pasolini, il poeta, vivere o morire non sono la stessa cosa, soprattutto in età così giovane, secondo il normale flusso dell'esistenza con tanto tempo davanti. Ecco perché costringere un bambino su un barcone, metterlo di fronte a morte pressoché certa, dopo atroci sofferenze e barbarie e bestialità. Nell'iconologia cristiana madre e figlio vengono raffigurati come un unico indissolubile e l'uomo non può osare a dividere ciò che Dio ha voluto insieme, anche nella disperazione, persino nel dramma. Tra poco sarà Natale e allora possiamo provare a leggere questo scatto con il sollievo del lieto fine, soprattutto se confrontato a un'altra immagine altamente drammatica di infanzia violata alcuni anni fa, il bambino siriano trovato morto sulla spiaggia greca, reclinato come stesse dormendo, che all'epoca fece molto discutere sull'opportunità se pubblicarla o meno. Qui andiamo controcorrente, affermiamo che non c'è nulla di confortante, piuttosto offre ancora una volta l'occasione per riflettere. Non devono partire queste persone disperate. Bisogna impedire di far morire i loro bambini, provare ad aiutarli in ogni modo e non ricordarsene solo enumerando la quantità di deceduti senza nome a fini meramente strumentali, se ce n'erano di più con il governo di sinistra e ora con quello di destra. Martin Amis in Coba il Terribile riportò una citazione di Stalin: la morte di un uomo una tragedia, migliaia di morti una statistica. Invece noi crediamo nel rispetto e nella difesa della vita umana, per cui la salvezza della bambina sopravvissuta al naufragio è sì una gioia, ma piccola se paragonata all'indignazione verso chi affida alle onde nel mare tanti poveracci insieme ai loro figli. Ditegli piuttosto che qua non si può più venire, che imparino a preservare l'esistenza dei bambini là dove sono nati, che sarà sempre meno tragico di vederli morire travolti dal mare. Questa la notizia riportata sul quotidiano Libero della bambina ritrovata tra i gommoni. Luca Beatrice scrive a pagina 13. Cosa ne pensate? Sono arrivati
decine e decine, posso dire centinaia di messaggi al 340 6709 659. Ne inizio a leggere alcuni, mi scuso subito, non riesco a leggerli tutti quanti, ma alle 11 questa mattina io ritorno in onda con Potere al Popolo e sarà la prima cosa che faccio. Non ci credo che sia la vera storia di questa bambina. Per me si preparano per Natale. Mi ricorda tempo fa una cosa simile con Josephine. Buongiorno, ho sentito ieri sera da Giordano che tanti clandestini musulmani dormono in chiesa con la complicità di alcuni preti. Mi sapete dire perché non dormono nelle moschee, visto che sono musulmani? Questa è una bella domanda. Ciao Sammy, non sono in grado di commentare il miracolo di quella bambina salvata in mezzo al mare. I miracoli non hanno spiegazioni. Sull'operato degli uomini invece sono d'accordo con te che non bisogna fidarsi di nessuno e questo è molto triste. Poi un messaggio audio, sentiamolo sul cursore Andrea. Sammy, Eccolo lì. Sammy Vari, Sì. un mio amico operaio della Madonna del 58 mi ha detto che ha lavorato dove purtroppo è successo quello che è successo. Ha ragione Tozzi, che gli do sempre torto. Sono le case che le hanno costruite dopo. È incredibile. Ciao, bello a Sì. tutti i radioascoltatori presenti, perché Per con fortuna. Matteo, per sempre, Per Teo fortuna. BHPM. Per fortuna che ci sei Matteo, tu. onore. Che ci sei tu a sdrammatizzare la situazione. Un altro messaggio di qualcun altro, sentiamolo. Mi sono Walter, riflettendo Ciao. adesso che stai parlando, pensavo che è stata rintracciata questa bambina pseudotale da una barca a vela di una ONG. Ci voleva poco a questa ONG mettere giù 2 camere d'aria nel mare, metterci sulla bambina e fare le foto. L'avesse trovata la Guardia di Finanza o una nave mercantile o chi altro, sarebbe stata più credibile. Grazie. Non lo so, non ci voglio neanche pensare, però viene il dubbio, ragazzi. E ripeto, oggi grande differenza tra giornali di centrosinistra e di centrodestra. Alcuni di centrodestra non la riportano neppure come notizia, il ritrovamento di questa ragazzina. Ora sono pragmatici quei fetentoni della Commissione europea che con le loro follie ecologisti hanno distrutto l'industria automobilistica europea, mandando in rovina migliaia e migliaia di famiglie. Dovrebbero essere inquisiti e processati per disastro colposo, ci scrive Joe sul settore automotive. La colpa è di quei farabutti che invitano dei disperati a venire in un continente ormai alla frutta per i loro sporchi interessi, scrive Ambrogio. Ammesso e non concesso che non sia una sceneggiata fatta ad arte. Ciao Sammy, nessun scalpore, anzi esattamente l'opposto, e poi da complottista sono abituato a fiutare le baggianate del sistema lontano chilometri. Italici, attendetevi ondate di prediche perbeniste e buoniste. Sprofondi l'italica cloaca sotto tonnellate di sinistrati pneumatici salvagenti. Scherziamo, sdrammatizziamo quello che è davvero comunque un dramma e che permettiamo che continui a proseguire. Schiavi degli scafisti dobbiamo essere. Carla ha ragione, tutto un teatro delle ONG. Ma come hanno messo sulla barca 2 copertoni? A che scopo? Solo per il salvataggio di una bambina? E gli altri, scrive Clara. Non siamo cattivi, però puzza molto di bruciato, è vero questa cosa. Ancora un altro WhatsApp audio sul cursore. Semi, buongiorno, sono Buongiorno. Albino, non conosco le circostanze del salvataggio, però in mare, in questo periodo, l'acqua nella zona appunto della Sicilia, l'acqua è intorno ai 17 gradi, per cui il massimo della sopravvivenza può essere 15 ore, poi si muore. Altro non so dire. Ciao. E qui ci fermiamo, non posso che dirvi un gigantesco grazie. Chi ha scritto WhatsApp al 340 6709 659, non ve l'ho letto, tranquilli. Vi leggerò tutto quanto alle 11, perché io torno in onda dalle 11 alle 11:30 con Potere al Popolo. A più tardi. Avete ascoltato